iniziamo a parlare di questa bellissima iniziativa Nebbia di Aris, iniziata nel 2002, siamo nel 2014, 12 anni di grande successo. Ma sì, questa è stata un po' una scoperta di questo paese. Diciamo, è quell'idea che ha lanciato Aris nel mondo, possiamo definire così. Sappiamo benissimo in che zona ci troviamo. Il fiume Stella ormai lo conosciamo, in tutti questi anni di trasmissione ne abbiamo parlato più e più volte. E dobbiamo dire, abbiamo fatto degli studi molto approfonditi e abbiamo capito che in realtà la madre di tutte le nebbie nasce proprio qui ad Aris. Quindi quando sentite parlare ad esempio della nebbia di Londra, in realtà la nebbia di Londra parte proprio da Aris. Mi permetta, la lontana e perfida Albione coppia sempre, Esatto, come esatto. diceva Giulio Cesare all'epoca. Esatto. E quindi abbiamo, grazie tra l'altro al nostro carissimo amico Fernando, tra l'altro non mi ricordo il nome, cos'è Fernando? Tonizzo, no? No, Fernando II se non sbaglio, ha avuto questa idea. È chiaramente un'idea molto particolare perché tra l'altro la vendita di questa nebbia che viene fatta attraverso un'offerta permette di raccogliere dei fondi per sistemare, quindi per un'opera PIA, possiamo definirla così, raccogliere fondi per sistemare il vecchio asilo di Aris. Proloco di Aris in prima fila per promuovere questa bellissima iniziativa. Sì, anche questa iniziativa, grazie anche a Fernando, stiamo spingendo per questa nuova avventura. Che Nebbia 2 sarà? Ma Possiamo definirla soprattutto Nebbia 2. no, perché la nebbia è la uguale, nebbia è sempre quella. la nebbia è sempre quella. Quella che si taglia col coltello, no? Come viene scritto anche negli opuscoli, è stata raccolta in 11 parti, quindi non è unica, sono 11 luoghi qua nella zona e viene raccolta questa nebbia. La particolarità di questo prodotto, soprattutto far conoscere un territorio e dare una mano a coloro che hanno bisogno. Sì, puntiamo molto sul turismo e dovrebbe essere la nuova linfa per queste zone, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Abbiamo Consuelo che è una dei collaboratori per quanto riguarda questa bella iniziativa, poi tra l'altro è la titolare di questo bellissimo locale che si chiama il Kiri Leison di Aris. Allora Consuelo, due battute per quanto riguarda questa nebbia. No, per questa nebbia abbiamo aggiunto quest'anno la cartolina che diamo in omaggio a chi acquista un barattolino oppure no, con l'immagine della piazza di Aris, circondata completamente dalla nebbia. Questi sono i 3 lampioni che circondano la piazza e quindi abbiamo pensato di fare questa cartolina in un giorno di particolare nebbia. E dietro c'è l'immagine del nostro parroco che ci segue sempre con affetto, Giovannin e un amico nostro, ecco. Così abbiamo anche un ricordo del bar da dare insieme alla nebbia. Queste sono le classiche cartoline, gentili telespettatori, che si possono spedire, perché in tempi in cui vuoi imbucare una lettera ma aspetta di imbucarla perché le poste non funzionano, ad Aris invece le poste funzionano. Esattamente, sono già francobollate tutte, come potete vedere, quindi arrivano a destinazione sicuramente. Poi soprattutto se trovate una bellissima ragazza come la splendida e la signora di Aris per eccellenza, la principessa del borgo, la splendida Consuela, ma guardi, se vuole faccio anche Cocureddo, non sono gentile, giocavo a destra, a sinistra, ambidestro, anche stopper e libero quando serviva, ma soprattutto mi permetta di dire questo, lo scopo della nebbia è quello di dare un risalto, dunque una luce, no? Alla fine. Certo, sì, perché è un peccato anche lasciar morire così o lasciare andare in decadenza una cosa fatta alcuni anni fa e adesso cerchiamo di riportarla di nuovo alla sua luce. Soprattutto aiutare chi ha bisogno. Certo, è sempre a scopo benefico. Principato di Aris, tutto pronto per quanto riguarda il menù relativo alla festa di Lucina e Luigi, Sì. quella che si chiama Giulietta Romeo. Sì, ci siamo preparati, ormai sono diversi anni che approfittiamo di questi personaggi qui ad Aris per dare risalto. E noi per la serata di San Valentino, che è il 14, ma anche il giorno 15, visto che cade di venerdì e di sabato sera, proponiamo il nostro menù normale di tutti i giorni. Abbiamo pensato di dare la possibilità alle coppie di scegliere da tutta la nostra grandissima scelta e all'interno dei nostri menù ci sono anche 6 menù degustazione, uno di questi è proprio dedicato a Lucina e Luigi, i nostri Giulietta e Romeo. Approfitteremo e faremo un menù speciale di San Valentino dedicato al pesce, sempre chiamato di Giulietta e Romeo in questo caso. Faremo delle code di gamberi scottati con delle lamelle di avocado e del riso venere
di primo dei paccheri alle capesante canestrelli con dei raggi di sole allo zafferano, un filettino di branzino rosso di peperone dolce dell'insalatina e poi una meravigliosa leggerezza al mascarpone con della sfoglia caramellata e una ratatouille di fragole al pepe rosa. Questo dedicato agli sposi. Poi noi in occasione di Giulietta Romeo facciamo diverse altre iniziative. Parteciperemo anche noi con grande voglia per la serata organizzata qui dalla nostra Proloco a tutte le loro iniziative e invitiamo le persone che vengono qui poi a fermarsi eventualmente da noi. E facciamo anche degli ottimi prezzi per le camere d'albergo. Abbiamo già delle prenotazioni, per fortuna il romanticismo esiste ancora. Ma non solo rosa, ma anche il giallo. Anche il giallo, esatto, no? Noi sabato prossimo, che è il 1 febbraio, facciamo una delle nostre classiche cene con delitto. Avremo Zi Gonzaga alla corte di Gonzaga. È già quasi tutto pieno, forse avremo ancora un 3-4 posti, non di più. Quindi siamo molto contenti di questo. Invece ci riproveremo di nuovo a fine mese, il 28 di febbraio, prepareremo Chi ha ucciso Nero Wolf. Ci va di far ridere le persone, di farle passare una serata meravigliosa e noi ormai siamo classici per le cene con delitto, no? Si dice che poi questo locale è particolare in sé, no? Sì, ci piace fare qualcosa di diverso. Approfitto anche per pubblicizzare una bellissima iniziativa che facciamo ormai da diversi anni assieme alla Confraternita del Baccalà. Il venerdì 31, quindi fra pochissimi giorni, faremo la classica cena del Baccalà. C'è il signor Hermes Meret che organizza questa cena, noi la proponiamo a 30 euro con degli ottimi vini di Eugenio Collavini di Corno di Rosazzo, che forse tu conoscerai. È quasi a 500 metri da casa mia, vabbè, non sottolineiamo questo. Insomma. Ecco, proporremo... Lui di Rivignano, no? Sì, esatto, e proporremo una bellissima cena, c'è ancora un po' di posto, mi ha detto Hermes, e ci saranno delle geometrie dorate al baccalà con della salsa aioli e delle gocce di prezzemolo, un'insalatina di baccalà su disco croccante di riso con una composta di pomodori e rondelle di tropea, dei bauletti gratinati al famoso con canestrelli insaporiti al calvados, il de rompigusto ai frutti rossi, dei tranci di baccalà in copertura alle nocciole tostate sulla sua crema di latte e foglia al tardivo trevigiano, e approfitteremo per far assaggiare il nostro baccalà in bianco, che devo dire la verità va tantissimo, abbiamo vinto anche a Rivignano dei premi e lo stiamo vendendo molto anche per asporto. E come dolce della panna cotta al profumo d'arancio con una fresca ratatouille di frutti. E cosa aggiungere ancora? Solamente che abbiamo deciso di fare un piccolo gemellaggio con la cittadina meravigliosa di Valvasone e il 9 di febbraio c'è una rassegna, c'è l'8 e il 9, quindi sabato e domenica, fra 2 sabati e domeniche, e ci sarà Valvamore. Siamo sensibili all'amore e al romanticismo, a Giulietta Romeo, andremo lì a pubblicizzare la nostra cucina con dei piatti tipici friulani, ma soprattutto a far capire che qui a Rivignano e soprattutto ad Aris, nella nostra bellissima Ansa, facciamo i matrimoni sul fiume Stella. Lo ricordo a tutti, sono delle giornate indimenticabili dove la sposa può arrivare anche in barca, abbiamo il comune che ci sostiene tantissimo, soprattutto l'assessore Tonizzo, e chi ha intenzione di sposarsi può farlo direttamente qui sulla villa di Giulietta Romeo. Senta, ma per concludere, lei si sente più Giulietta o Lucina? Questa è una domanda un po' difficile. Ha 30 secondi per rispondere. Il fatto è che io sono veneta e quindi forse più Giulietta. Perché funzionano ancora bene queste serate? Funzionano bene perché qua siamo un giro di amici, no? E qua non si fa per interesse, qua tutti pagano un giro, barista compreso, insomma, no? Allora ci divertiamo così, sì, capito? Questa è la serata, ci divertiamo con poco, con un po' di birre, siamo tutti contenti, non abbiamo grosse ambizioni. Se poi a fine serata si arriva ad andare in qualche altra parte, poi si va, insomma. Facciamo gli auguri al prossimo nascituro, il prossimo cittadino di Rivignano, Teo. Lui forse è il primo del nuovo comune? No, siamo un po' che giusto quel periodo lì, mese di marzo. Una curiosità, è maschio o femmina? Maschio, Come si chiamerà? Mattia, Mattia. Complimenti a Mattia, sarà il nuovo cittadino del grazie, nuovo comune. Complimenti a lei, complimenti anche alla sua dolce metà. grazie. Cosa ha di particolare il comune di Rivignano? Che cosa di particolare? È un bellissimo comune della Bassa Friulana e adesso è diventato anche Rivignano. Si è allargato, no? Questo è il valore aggiunto, no? Dunque diciamo i terzini che si spostano in mediana. Non mi intendo di calcio, comunque penso che l'operazione sia stata una cosa buona, insomma. Il comune totale, lei è d'accordo? No? Assolutamente sì. Lei non vuol parlare, però due battute le dobbiamo dire, no? No, Cos'ha di particolare Rivignano Teo? guarda, un paesino tranquillo, la gente anche, si vive bene, dai, sì. Come qualsiasi altro comune, solo che tra di noi ci conosciamo da tanto tempo e ci vogliamo bene, ci troviamo. Possiamo dire che è una squadra affiatata? Sì, assolutamente.
Fiatata perché diciamo così, fate squadra a Bravo, 360 gradi. Esattamente, però sei veramente bravo, devo dire. Dico innanzitutto una persona sia gentile sia schietta, una persona che non le manda a dire sicuramente. Poi uno, mi permetto di sottolineare, che sa sempre tenere unita la gente, no? Sì, certamente sì, ma ancora dai tempi, lo conosco da quando ero ragazzino, che lui è stato un commesso storico della Ferramenta di Rivignano, quando eravamo bambini andavamo a comprare i petardini, i mini ciccioli lì e poi abbiamo condiviso anche un passato insieme alla dirigenza della squadra di calcio femminile, per cui sì, per me è difficile parlare di una persona così perché la conosco da anni ormai. Trasferiamo sabato sera, siamo andati a Teor per conoscere il nuovo Teorema Caffè, un appuntamento unico nel suo genere ma soprattutto per giovani e meno giovani. Evergreen, let's go! Andiamo a sentire il titolare, Dragan, vediamo cosa ci racconta. Sì, ho avuto un'idea al consiglio di un mio grande amico Adriano Colovati che da un paio di anni mi spinge di dargli una mano, di far partire una cosa che è partita tutta da lui, è un suo locale che è qua in centro del Teor, e io sono abitante di Teor, di Rivignano da 6 anni e ho voluto affrontare questa sfida e cercare di avvicinarmi un po' alla gente perché da 12 anni che vivo qui e di fare qualcosa che comunque vorrei dare anche ai giovani una possibilità a 0 chilometri di avere un locale di divertimento e non solo per i giovani ma anche per tutti quanti abitanti di Teor, Rivignano e tutti amici del Teorema Bar. Dragan, divertimento a chilometro zero? Chilometro zero vuol dire che i ragazzi non devono spostarsi con la macchina, vengono a piedi, sono tutti clienti qua della zona, del posto, non rischiano di mettersi a guida di una macchina magari anche pur bevendo un bicchiere in più, vengono in bicicletta, a piedi, e questo vuol dire a chilometri zero, cioè sono qui a casa, anche se bevono un bicchiere di più vanno a casa, li accompagniamo anche a braccetto. Possiamo dire tanti giovani? Tanti giovani, tantissimi giovani perché loro mi hanno consigliato che qua non avevano niente, cioè non avevano un locale dove loro potevano esprimersi e comunque avere un punto di riferimento, un punto di ritrovo soprattutto per i giovani. E come il genio del Montenegro hai messo in serbo qualcosa di particolare? Non so se sono un genio o meno, ma comunque è una sfida che volevo affrontare, spero di avere successo e di avvicinarmi un po' alla gente il più possibile. Sin dalla mattina con un ottimo caffè, le paste artigianali, anche in pomeriggio col gelato artigianale buono, invito tutti quanti di venire a trovarci e assaggiare. Poi fine settimana sicuramente lascio spazio ai giovani, ogni sabato musica elettronica, vari DJ e 2 volte al mese, al venerdì, do spazio ai gruppi, soprattutto quelli che devono affirmarsi. Chiunque vuole venire a suonare nel mio locale è benvenuto, posto c'è, l'intenzione c'è di fare qualcosa per i giovani. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima!